Don Benuzzo calciatore. A Don Benuzzo Mandollino ci piaceva vivere un vino, a così dicevano i cristiani in paese quando si parlava di Iddio. Veramente non era un briacone, come si potesse pensare, ma manco ci diceva no se tu per caso un bicchiere di vino si trovava davanti alla cucca o l'occhio. Chiddu che però era vero era che quando contava qualche cosa faceva talmente caravigliare che i cristiani sapevano che quasi tutto chiddu che contava non era vero oppure era completamente esagerato, senza retemegna. Certo che quando si contano cose, tante volte si cerca di guadagnare il cianticchia allungando il sugo, ma come faceva Iddu era veramente vergognoso e pericoloso. Tanto è vero che una volta si pigliava una lisciata di pelliccia che pippicca un manava all'ospedale, il frate rilucia mezza luna perché contava che aveva schieniato guida senza essere vero. Vero era solo che Lucia l'aveva tagliata anticchia, ma già anticchia tagliare e schieniare ce ne vuole. Quello che stava contando a suo compare Mino Contamato era vero come vero lo Spirito Santo. Una mattina piglia la scopetta e se ne a cacciare. Il tempo era bello e c'era il sole. Attezzà Puviolo a Montagnola e allungò il passo da montata sperando di poter incagliare qualche lebbro o coniglio e si davia fortuna pure qualche porcospino. Ogni parole passa che faceva si fermava a tagliare seduto sotto qualche limito o qualche cioffa reddisa o rinescia c'era qualche armalo. Su un corpo vitto un gatto assettato sotto un albero di zorbe che tagliava dall'ario mezzo il rame. Rumerra davanti a un nero cercavano non fare volare i mirricedda perché un atto ci avesse fatto la festa. Cinque merra, Rugranne, padre e madre, e zia Ceduzzi facevano una ucceria di diavolo. I chiniche volevano volare e i granne, che vedevano pericolo, non volevano che volavano. Tutto un corpo di Romerra Granne si tarapicchiò verso l'atto cercando di sciacquarlo. Ci volavano in capo, nel re, davanti, di fianco, ma l'atto si muoveva solo per cercare con una ranfata acchiappare uno senza levarci. A uno ci darà una para di penne e per fortuna Romerro non ci riescì, ma se no finiva che l'atto si mangiava. Compare, e perché non ci sparaste? Io ero impressionato da scena che mi scordavo pure che aveva scoperto a spada. Don Penuzzo tagliava come un mammalucco e non poteva credere che l'armale aveva un sentimento richiesto. Compare, voi non ci credete, ma quando mi era grosse, piccolo che ho fatto non si muoveva, canciaro tattica. Uno dei lui volava in terra vicino a Ido. Chistu, appena lo vitte, partì per acchiapparlo, ma o merro volà una parola di metri più lontano. Chi su fece diverse volte fino a quando era ceracio, o atto si trovò lontano l'arbolo. Vero fu, compare, ci ha domandato Mine Contamato a Don Penuzzo, perché sapeva, pure l'esperienza, quando c'era di vero de cose che contava suo compare. Compare, certo che è vero, io che vi conto coglionata. Don Penuzzo si scordò che qualche para di settimana nel re ci aveva contato a suo compare Minico, vero come lo Spirito Santo, che aveva ammazzato una volpe insieme a Giovanni Tarpa. Solo che Giovanni Tarpa contava che Iddo aveva ammazzato una ballottola insieme a Don Pino e Montemantollino. Compare, pare che sette la voce, appena un atto fu lontano abbastanza, partì il primo volatizza e atterrò in terra. Dopo una para di prove regolare, riuscì a ghisarsi e a posarsi in capo una finestra. Poi da un colpo si ittarono l'altro lui a Ceduzze e fece lo stesso. Venne così fu compare. Mini Contamato ci ha domandato un'altra volta, perché pure a Iddo ci paria che una cosa richieste non poteva essere vero. Certo che fu vero, compare. Voi non ci credete, ma io avessi sparato un fatto e noi merda. A vivere come di merda, a rischiare la vita per salvare chi delle figlie, a ristare di carne. Compare, appena merro che aveva attirato l'attenzione del fatto un capo a Iddo,
vitte lontano che tutta la famiglia era sparpagliata dall'albero sicuro, tornò e ho atto a restare pure come un fisso ammaloccata a taleare. Poi volarono tutti insieme in cielo sereno. E chissà fu la cacciata che mi faceste, voi compare. Compare, credetemi, dopo aver visto questa scena, mi passò il piacere di cacciare. Certo, un 5 metri mi avesse potuto leccare l'ugna, se non la rostia, ma dopo aver visto quello che bitte, non ne più l'armo ammazzare al malo innocente. Compare voi vi avessero potuto mangiare un solo merlo, se non l'avessero anzettato, ma l'altro se ne avessero volato dopo aver inteso un colpo di scopetta. Dopo avete ragione, compare. Questo fu forse la prima volta che Don Benuzzo Mandollino rissa la verità, ma suo compare non ci credeva stesso e quando si spartero pensò, mio compare aveva una fantasia che con tutte queste fesserie che conta potesse cramare una potia. Grazie.